La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. Sportivi siciliani, ben trovati anche per questa settimana con una nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. La puntata del mercoledì, come al solito in diretta alle 15:30 sul canale di TVM Palermo, canale 19, mentre poi siamo anche in replica sul canale 15 di 7 Gold a partire dalle 19:20. La puntata del mercoledì, come al solito, è concentrata sul campionato di Serie D, ma anche sui due gironi del campionato di eccellenza. Andiamo subito a presentare il nostro ospite di questa settimana, il capitano del Licata, che attualmente è primo in classifica nel girone A del campionato di eccellenza. Parliamo di Benny Calaiò. Ciao Benny, ben trovato. Salve, grazie dell'invito. E complimenti, perché insomma è dall'inizio della stagione che siete altissimi in classifica, quindi siete ancora immersi in questa vostra situazione di intensità che vi deve portare assolutamente fino alla fine della stagione, no? Sì, diciamo che stiamo mantenendo quello per cui siamo stati costruiti, fare un campionato importante, forse diciamo stiamo andando un po' oltre le aspettative perché non ci aspettavamo magari di avere questo margine, però diciamo i conti si faranno alla fine e quindi dobbiamo continuare su questa strada. Tra l'altro teniamo presente che questo girone A, insomma, dentro ci sono squadre in realtà importanti, Marsala, Sciacca, ci sta anche il Partinico, quindi è la dimostrazione che comunque sì, primi in classifica, ma alle vostre spalle in molti premono per cercare di accorciare sempre di più questo divario nei vostri confronti. Assolutamente sì, ce la stiamo sudando tutta perché anche andando in alcuni campi arriva il Licata che magari mancava in queste categorie da qualche anno, quindi è un blasone importante, quindi magari tutti ci tengono anche a fare bella figura e quindi troveremo sempre campi belli caldi. Assolutamente. Tra l'altro partita calda anche quella che avete giocato domenica contro il Partinico Audace. Stiamo guardando già le immagini di una partita difficilissima perché il Partinico è in continua ascesa, a dimostrazione che veramente tutte le squadre, come si suol dire, o dentro o fuori vi fanno battaglia. Assolutamente sì, poi abbiamo beccato forse il Partinico nel loro momento migliore, sì? Perché vengono da tanti risultati positivi, poi hanno anche una partita in meno, quindi potevano tra virgolette avvicinarsi qualora avessero vinto, però hanno trovato dal cantone una squadra che in casa voleva vincere la partita, non ci siamo riusciti, però siamo riusciti sempre a mantenere un buon margine di vantaggio sulle inseguitrici. È vero, inseguitrici che oltre al Partinico vedono protagonista il Marsala che ha addirittura cambiato allenatore, questa Sciacca che vuole assolutamente contare anche nel campionato di eccellenza, tenterà anche l'avventura in Coppa, e poi il Città di San Vito Lo Capo che probabilmente è un po' la rivelazione di questo girone A del campionato di eccellenza. Siete d'accordo, Benny? Sì, sono assolutamente d'accordo perché è una squadra giovanissima e era partita per fare un campionato tranquillo, si ritrova seconda in classifica ed è giusto che anche loro si giochino le loro carte fino alla fine. Quanta differenza c'è dal Licata che ti ha visto protagonista negli anni passati, soprattutto in Serie D, e questo Licata che sta costruendo, volendo, il suo ritorno in Serie D? La differenza è stata che gli anni della Serie D si sono sempre costruite magari squadre un po' più giovani, perché la categoria è anche quello che ti permette di avere degli under in più in campo. Quest'anno invece siamo andati, diciamo, sull'usato sicuro, gente abituata a vincere. È un po' la caratteristica soprattutto nel campionato di eccellenza, no? Mettere dentro quei 4-5 giocatori che con quell'esperienza aiutano quelli che sono, tra virgolette, un po' più giovani. Sì, l'eccellenza ti insegna che, diciamo, dove non arrivi con la qualità, arrivi con l'esperienza, con un po' di cattiveria,
e quindi quest'anno la società è stata brava a costruire una formazione appunto solida per poter tornare subito in Serie D. Senti, voglio chiudere questa parentesi dedicata all'Icata, che poi riprenderemo quando parleremo dei 2 gironi del campionato di eccellenza, e vorrei sentire un po' il tuo parere su questo allenatore, su questo Lillo Bonfatto, che ha costruito comunque un suo percorso importante, vincendo a Canicattì, disputando anche campionati di eccellenza di buona qualità. Immerso nella realtà di Licata, lui tra l'altro è nato a Canicattì, quindi molto vicino a Licata, è riuscito ad amalgamare bene questo gruppo? Cioè si è integrato lui insieme alla società e la società insieme a lui? Sì, sì, ma sin dall'inizio abbiamo insieme al mister creato una sinergia importante, poi anche un allenatore giovane, quindi lo vediamo anche con una figura, diciamo, non con il classico allenatore un po' più grande, lui è anche, Non c'è distanza, non c'è molta si mette distanza, a bene. disposizione, è uno di noi e i risultati parlano per lui, sta facendo benissimo, un allenatore che a questo momento è primo a più 8, quindi Certo. niente da dire. Assolutamente, assolutamente. Allora con Benny chiaramente parleremo anche di eccellenza poi nella parte finale della nostra trasmissione, perché prima come al solito dobbiamo concentrarci anche su questo girone I del campionato nazionale dilettanti. Partiamo dunque con la Serie D. Domenica 1 febbraio si è giocata la giornata numero 5, eccola qua la schermata dei risultati. Castrum Favara che vince 2-1 contro la Vibonese Calcio, vittoria esterna dell'Athletic Club Palermo 4-0 contro il Città di Aciriale, pareggio tra Enna Calcio e il Nuovo Igea Virtus, vince fuori casa la Gelbison 3-1 contro il Milazzo, vince anche fuori casa il Messina contro il Paternò, mentre pareggiano Regina 1914 e Savoia 1908. Vittoria striminzita della Nissa 1-0 contro il Ragusa, esterna vittoria invece della Vigor Lamezia 1-0 contro il Sambiase, ed infine il Città di Gela che vince 2-0 contro la San Cataldese. Guardiamo anche la classifica, dove continua in un certo senso il momento positivo anche della Nuova Igea Virtus, tutte le altre tranne l'Atletico praticamente sono ancora un po' attardate. Nuova Igea Virtus con 42 punti al primo posto, 41 Athletic Club Palermo con 40 Savoia 1908 e Regina 1914, 39 punti Nis FC con 35 il Milazzo, 33 punti il Città di Gela con 32 il Sambiase, 30 la Gelbison, 26 Vibonese Calcio, 25 punti per Vigor Lamezia, 24 Enna Calcio, 21 per Messina e Ragusa, con 20 San Cataldese, Città di Aciriale, Castrum Favara, ultima in classifica il Paternò con 11 punti. Come potete ben vedere è veramente una classifica molto ingarbugliata sia in testa che anche in coda. Mentre invece questa è la schermata del prossimo turno, si ritorna in campo chiaramente domenica prossima, domenica 8 febbraio, Athletic Club Palermo Milazzo, Gelbison Castrum Favara, Messina Enna Calcio, Nuovi Igea Virtus Città di Gela, Ragusa Calcio Regina 1914, San Cataldese Città di Aciriale, Savoia 1908 Sambiase, Vibonese Calcio Nis FC ed infine Vigor Lamezia che giocherà in casa contro il Paternò. Prima di incominciare a parlare specificatamente delle partite, una battuta su questa Serie D che comunque tu secondo me segui, perché da ex giocatore importante di Serie D un occhio volendo a questa categoria l'avrai già dato abbondantemente dall'inizio della stagione. È una Serie D secondo te ingarbugliata che si risolverà probabilmente con qualche scontro diretto, e soprattutto quelle che in questo momento sono nella zona alta della classifica probabilmente sono le più accreditate? È una bella Serie D perché dalla prima alla quinta ci stanno pochi punti di differenza e quindi ancora è proprio tutto in gioco e sarà bella fino alla fine. Magari mi aspettavo fosse qualcosina in più dalla Nissa, visto la costruzione della squadra, però è ancora lì, quindi assolutamente è bello perché fino alla fine si giocheranno le partite fino alla fine, quindi non mi aspettavo magari tutto questo bene dell'Igea Virtus, anche se per me è una buonissima squadra, però vederla prima in classifica con Regina e Nissa. E non parliamo dell'Athletic, no? Non stiamo parlando dell'Athletic. L'Athletic per me è proprio la sorpresa del campionato, mi fa molto piacere da palermitano vedere certo. l'Athletic
in quella posizione, anzi gli auguro le migliori fortune perché ci vorrebbe una squadra, prima dicevamo una squadra Palermo in Serie D, ora che in D vorremmo una squadra in C. Assolutamente, perché poi sai benissimo che una città importante come Palermo, eventualmente con una squadra in Serie A, un'ulteriore squadra in Serie C, beh, c'è un certo monopolio calcistico siciliano che potrebbe fare i numeri anche con le altre realtà italiane. Farebbe solo bene alla città di Palermo, È vero, sia la Serie A che la Serie C. È vero. Anche perché magari il Palermina potrebbe in parte aiutare l'Atletic in C. Serve. Con qualche giovane importante da fare crescere. È un po' prematuro parlare di questa cosa, secondo me quelli dell'Atletico stanno incrociando le dita, no? Ma noi da buon tifosi del Palermo e del Palermo lo auguriamo. Invece dobbiamo fare i complimenti alla squadra di Infantino che sta pian pianino cercando di recuperare posizioni su posizioni, perché ha vinto una partita contro la Vibonese Calcio che è un po' quasi una mezza delusione quest'anno, perché probabilmente si aspettava un po' di più. D'accordo, non c'è più il vecchio presidente siciliano, però è anche vero che una realtà come Vibo Valencia merita ampiamente una squadra importante anche in Serie D. Sì, non sapendo magari cosa è successo all'interno, noi Vibo la vediamo sempre come risola felice, perché certo, c'è sempre stato il presidente Caffo, sì, che sappiamo che è una garanzia, quindi ha dato delle garanzie a tutti. Sì, dal momento in cui quest'anno, non so se ha dato le dimissioni, sì, ha venduto il pacchetto ad una realtà proprio locale. E quindi sì, è rimasto in nome Vibonese, ma non sappiamo magari la gestione, la costruzione della squadra, erano partiti anche bene. Sì, è vero. Poi c'è stato il cambio di allenatore e quindi adesso magari sono un po' indietro. In Serie D succedono queste cose, tu che hai questa esperienza me lo puoi confermare, no? Appena non arriva qualche risultato positivo, il primo a pagare è l'allenatore, sperando che poi cambiando l'allenatore cambiano le cose, ma penso che poi è la struttura che ne subisca soprattutto le conseguenze. Ma certe volte parte tutto dalla testa, magari l'allenatore non è l'unico ad avere colpa, assolutamente, è da dividere tra società, giocatori e anche allenatori. È detto da te che sei un giocatore e la conferma che insomma è pura verità. Guardiamoci gli highlights, la vittoria comunque positivissima per il Castrum Favara 2-1 contro la Vibonese Calcio. Con il cuore rivolto a Niscemi per il disastro della scorsa settimana, ma con gli occhi e con la testa al campo per il secondo match consecutivo tra le mura amiche del Broccoleri, il Castrum Favara affronta la Vibonese per dare l'assalto ad una vittoria che manca da troppo tempo e infatti inizia forte. La squadra di Infantino con questa giocata di Tripicchio che converge e calcia, c'è la parata da parte di Marano in calcio d'angolo, poi dal corner che ne segue la palla spiove in mezzo e c'è il solito Nacio Varela col colpo di testa che bacia la faccia interna della traversa e poi entra in rete per l'1-0. Torna a segnare in casa il capitano del Castrum Favara che sblocca il risultato e fa esplodere i tifosi presenti al Broccoleri, poi attacca dall'altra parte, balla con la fuga sulla destra, lo scarico per Azzara che cerca la conclusione, palla che scende davvero di pochissimo sopra la traversa per l'ex giocatore del Messina. Continua ad attaccare il Castrum Favara che incrocia benissimo qui con il mancino di Demin per il 2-0 della formazione allenata da Infantino. Esulta, esplode anche il numero 5 in maglia bianca che cercava da tanto tempo la soddisfazione personale. Castrum Favara che è bravo in più di un'occasione a recuperare palla sull'uscita dal basso da parte della Vibonese. Qui il tentativo da parte di Schembari con la palla che finisce fuori, poi il tentativo dall'altra parte da parte della Vibonese con Sassanelli e poi conclusione che viene parata dall'estremo difensore di Silvestro. Calcio di punizione ancora per Tripicchio con la palla che scende soltanto dopo aver impattato con la traversa e dunque ad un passo addirittura dal terzo gol il Favara, ma all'improvviso la giocata sulla destra e il gol di Antonio Carnevale per il 2-1 accorcia le distanze prima dell'intervallo. La squadra allenata da mister capo di casa che dunque va all'intervallo sotto di un gol e poi alla ripresa delle ostilità ci prova Piazza con questo esterno destro respinto da Marano. Dall'altra parte torna a farsi vivo il team calabrese con questa palla che arriva in mezzo, la girata di Sasanelli bloccata da Di Silvestro, non molla però con Koulibaly e la Vibonese, pallone che arriva in mezzo, poi il controllo e la girata con il salvataggio sul tentativo da parte di Di Gilio e questa l'ultima occasione della partita. Torna a vincere e lo fa in maniera pesante ed importante il Castrum Favara che si assicura 3 punti contro la Vibonese ma resta per il momento al penultimo posto della classifica di Serie D Girone I.
Poc'anzi abbiamo parlato dell'Athletic Club Palermo che ha praticamente distrutto, disintegrato il città di Aciriale, collegando tra l'altro una turbine di proteste proprio ad Aciriale, come al solito nei confronti della dirigenza, del gruppo tecnico. Come vedi la situazione dell'Aciriale? Un po' messa male perché in questo momento non arrivano i risultati e tra l'altro con l'arrivo anche del nuovo allenatore, è andato via Pagani, è arrivato Morelli, ci si aspettava forse qualche vittoria in più e adesso la classifica un po' piange. Dispiace vedere Aciriale in questa posizione di classifica, già dispiace vederla in Serie D perché Aciriale meriterebbe categorie migliori per il blasone, anche per la grandezza del paese. Questo è anche vero, questo è anche Quindi vero. già la Serie D potrebbe anche stargli stretta, addirittura in questa situazione di classifica, ma loro mi sembra che pagano la partita precedente in casa che hanno subito squalifiche, Sì, campo... sì, infatti hanno giocato in campo neutro, giocheranno in campo neutro per 2 domeniche, questa è la prima, contro l'Atletica hanno perso 4-0. Attenzione, 4-0 è un risultato pesante anche dal punto di vista mentale per una squadra come la Ciriale che ha già difficoltà in questo momento a fare punti, è insomma un bel masso in testa, no? Sì, anche perché hanno avuto squalifiche pesanti i giocatori, il capitano Giuliano, Tutta la stagione. Demerion, Sì. quindi magari anche qualche assenza. Poi hanno beccato l'Atletica che in questo momento È informissima. è un treno, metti che hanno giocato anche a campo neutro, è venuto anche un po' più facile per l'Atletic beccare la cifra in questo momento. Sì, è vero, è vero. Un Atletic che a questo punto guarda la vetta, diciamolo pure, perché il distacco nei confronti della prima in classifica non è tantissimo e ancora ci sono tante partite, tanti scontri diretti, quindi in questo momento l'Atletic, lo possiamo affermare senza nessun problema, è veramente una squadra che può ambire alla vittoria finale. Ma a questo punto del campionato non parlerei più di sorpresa, ma Giusto, adesso bravo. è una certezza. Bravo. È una sorpresa se magari le prime giornate, ma adesso l'Atletic c'è ed è giusto che ci provi fino alla fine perché è a un punto Sì. dalla vetta, Sì. quindi ci deve credere. E ci crederà sicuramente a partire anche dalla prossima partita, mentre invece adesso dobbiamo parlare dell'Enna che insomma blocca questa nuova Igea e non è facile bloccare la nuova Igea. Sì, d'accordo, giocavi in casa, però è anche vero che la nuova Igea non poteva assolutamente permettersi passi falsi proprio perché alle sue spalle tutte le altre spingono. Giocare a Enna è sempre molto difficile, credo, no? È difficile, sì, e Rennes ha fatto anche lo sgambetto al Savoia la domenica precedente. Sì, 2-2 in casa proprio del Savoia. Il 2-2 del Savoia è arrivato, se non sbaglio, al 90esimo. Sì, quindi è vero, era un anche- vantaggio di 2 reti addirittura. E non è facile in un campo del genere, a Torre Annunziata. Passiatore sta facendo un bel campionato. Eh sì, anche Rennes sta facendo un buon campionato, anche con una squadra giovanissima. Sì, assolutamente, i 2 fratelli di colore bravissimi, non ricordo il loro nome, ma li vedo in campo, sono veramente a 2 fulmini. Sono quelle sorprese che ti aiutano a fare un po' la differenza anche in queste partite dove non ti aspetti questa energia e in questo momento di energia ne ha tantissima. Ma ogni anno la Serie D regala magari giocatori che alla vigilia non conoscevamo e poi È vero, diventano mi ricordo a suo importanti. tempo Samachè, no? Che Con proprio a noi Licata fece 20 gol, da lì Arezzo, Trapani, spiccò il volo appunto da quella stagione. grandissima carriera, è vero. Guardiamoci il servizio, il pareggio tra Enna Calcio e Nuova Egea Virtus, 1-1 il risultato finale. Continuare il proprio cammino, crederci sempre e lottare per tutti i 90 minuti. Questo è ciò che ha lasciato la trasferta di Torre Annunziata contro il Savoia, un buon punto esterno che conserva qualche goccia di rammarico se si pensa a com'è maturato. Oggi l'Enna in completo nero, foto di rito per la squadra e poi fischio del direttore di gara con il primo pallone che viene gestito dalla formazione ospite. La prima occasione ce l'ha proprio la formazione giallo-rossa, sui piedi di Longo capita questo destro che finisce alto sopra la traversa. Subito anche per l'Enna, qui c'è una dalle parti di distratto, mette a sedere Maltese, poi il suo destro non trova fortuna e non trova nemmeno la porta, finisce a lato, ma ottima occasione, poi si dispera qui il numero 7 perché voleva una deviazione che secondo il direttore di gara non c'è stata. Poi un batti-ribatti nella tre quarti di campo dell'Enna, alla fine questo pallone schizza dalle parti di Cess, tiro cross del numero 15 che finisce all'incrocio dei pali. Ancora l'Enna prova a rendersi pericolosa, qui distratto non riesce a impattare bene il pallone di testa, non riesce a creare pericoli dalle parti di De Falco.
ancora la formazione giallorossa in cerca del gol del 2-0. Qui però manca una grande occasione di poter raddoppiare con Cicirello, che già aveva allargato le mani per esultare. Poi c'è un Alabor a questo pallone dalle parti di Dadic che cade in area di rigore, non c'è niente per il direttore di gara, pallone che schizza dalle parti di Cessa, non riesce a spazzare e poi distratto, pareggia così la gara in una maniera molto goffa, come goffa era stato il gol dell'Igea Virtus. Riesce a pareggiare, il più puntuale dentro l'area di rigore, annusa il pericolo e il suo destro passa prima sotto le gambe di De Falco e poi si spegne in porta per l'1-1 meritato per l'Enna. L'Igea Virtus ha un'occasione con Cicirello che da distanza siderale prova a calciare senza creare troppi pericoli dalle parti di Mangano per l'ottima palla messa. Qui Montero fa una gran giocata di tacco, poi c'è dalle parti di suo fratello, il sinistro del numero 6, però finisce ampiamente alto sopra la traversa. Era una grande occasione costruita molto bene dalla squadra di casa. Ancora Montero, grande protagonista, grande dribbling destro di Montero che non crea troppi problemi a De Falco. Non si respira un secondo perché c'è una grande occasione per parte qui. È spettacolare l'intervento di Di Modugno che salva sulla linea. Arriva il triplice fischio del direttore di gara. Enna Igea Virtus termina con il risultato di 1-1. Un punto per parte dunque per Enna e Igea. Alla prossima l'Enna dovrà prima, mercoledì 4 febbraio, recuperare gli ultimi minuti contro la Vigor Lamezia sotto di 2-0 e successivamente andare in trasferta a Messina per un'altra grandissima sfida che vedrà i ragazzi di Mister Passiatore impegnati in un campo storico ma soprattutto difficile. Un'altra squadra che certamente quest'anno sta disputando qui un grandissimo campionato è il Milazzo, neopromosso. Ci può anche stare che perdi in casa con la Gelbison, non bisogna fare drammi credo, no? Perché a Milazzo devono essere super felici per la posizione che in questo momento questa squadra occupa. Condividi? Milazzo secondo me è anche una di quelle rivelazioni del campionato. Eh sì, infatti. Era partita con un blocco dell'anno scorso dell'Eccellenza. Magari non hai i numeri per vincerlo il campionato, però per stare lì sì. No, ma secondo me già sono oltre ben le aspettative, infatti. perché sono al ridosso dei playoff, stanno facendo un grandissimo campionato. Sì, è vero. Quindi anche complimenti a loro. Tra l'altro, insomma, tu me lo insegni, no? Cioè tu passi dal campionato di eccellenza al campionato di Serie D. Sì, d'accordo, hai messo dei giocatori di categoria, però l'ossatura è un'ossatura che viene dalla serie insomma inferiore. Per cui quando tu hai comunque quei ragazzi che hanno anche quella mentalità, adeguarli ad un campionato di Serie D dove ogni partita è una battaglia, credo che sia un grande successo anche dell'allenatore, no? Secondo me questa è una cosa che ti aiuta a portare magari un blocco che ti ha portato a vincere, mantenerlo e poi giustamente aggiungere giocatori di categoria, qualche under importante. Non è secondo me sempre meglio magari cambiare da categoria in categoria. È giusto secondo me anche mantenere. Potrebbe succedere a Licata il prossimo anno? Vedremo, intanto pensiamo a vincere quest'anno e poi ci penseremo. La politica dei piccoli passi è sempre quella più importante. Guardiamoci il servizio, ahimè perde il Milazzo in casa 3-1 contro la Gelbison. Il Marco Salmeri si ferma dopo mesi di certezze, pioggia, vento, fango ovunque, una partita che diventa subito battaglia. Il Milazzo spinge, aggredisce, prova a prendersi la scena, Franchina colpisce al volo e costringe il portiere della Gelbison a un intervento complicato. La Gelbison incassa e risponde prima con Liuri, il cui sinistro a colpo sicuro trova il muro mamertino, e poi con Kosovan che si gira al limite dell'area e calcia col mancino chiamando Quartarone alla parata. La gara si riscalda, gli episodi si accavallano, Liurni lanciato a rete, salta Quartarone, segna, ma l'urlo resta in gola per un fuorigioco che fa discutere i cilentani. Poco dopo tocca al Milazzo sentirsi tradito, Franchina segna dopo la sponda di Galesio, ma anche qui il fischio dell'arbitro spegne tutto tra mille proteste e parecchi dubbi. E quando il Milazzo sembra avere il controllo, la Gelbison colpisce, punizione di Semeraro, palla in mezzo, Viscomi svette e di testa batte Quartarone, e il colpo che sposta l'equilibrio è lo 0-1 che gela il Salmeri.
La ripresa riparte senza sconti, la Gelbison è fredda, lucida, affonda ancora con Coscia che crossa dalla destra e trova Kosovan, rapido ad anticipare Quartarone a firmare il raddoppio col mancino. Per l'ex IG Virtus e Castrum Favara è il secondo sigillo in maglia rossoblù. Il Milazzo barcolla ma non cade, Franchina sfiora il gol con un tiro cross che esce di un soffio alla sinistra del portiere. Il finale è puro nervo, Curiale entra e cambia l'inerzia, si fa trovare sul secondo palo e di testa spinge dentro il pallone che riapre la partita. Lo stadio si accende, il Milazzo ci crede, la Gelbison resiste, sfiora il terzo gol con Kosovan, fermato da un Quartarone attentissimo. Ancora Curiale va vicino al pareggio di testa tra proteste e trattenute sospette, ma l'arbitro lascia proseguire. Nel recupero il colpo di scena, Marco Greco già ammonito ferma Kosovan e vede il secondo giallo. Il Milazzo resta in 10 e la partita scivola via. Nei secondi finali arriva anche il rigore per un presunto tocco di mano di Silvestri sulla conclusione di Ferreira. Lo stesso Ferreira va sul dischetto e non sbaglia, è il 3-1 che chiude tutto. Il Milazzo perde in casa per la prima volta nel 2026 dopo l'ultima sconfitta rimediata lo scorso 19 ottobre, resta fermo a quota 35 punti, sesto posto a 4 lunghezze dai playoff. La Gelbison invece esce dalla Marco Salmeri con 3 punti pesantissimi, sale a quota 30 e rilancia il proprio cammino. Sconfitta interna per quanto riguarda il Milazzo, sconfitta interna ennesima del Paternò nei confronti di questo Messina, del nuovo allenatore che comunque ha preso il posto di una persona che conosci bene, Pippo Romano. Tra poco ti faccio qualche domanda anche un po' imbarazzante, perché poi voglio sentire anche il parere di alcuni giocatori sul fatto che Romano non sia più l'allenatore di questo Messina, così come non lo è più anche il direttore sportivo Martello, senza nulla togliere giustamente ad Alessandro Parisi che sedendosi in panchina sta cercando anche lui di risolvere i problemi di questo Messina che comunque di settimana in settimana guadagna posizioni in classifica. Vince una partita non facile contro il Paternò, guardiamo gli highlights e sentiamo anche proprio la voce di mister Parisi. Oggi hai due strade da guardare. Ovviamente la strada che ti porta all'immediato è quello di fare risultato. Poi la strada a fare risultato però devi creartela in diversi modi. Il modo per arrivarci, uno dei modi, è quello di comunque avere più gestione di palla, più dominio della partita, più qualità nel palleggio, più profondità, più verticalità. È quello che a questa squadra è mancata. Non sta perdendo di vista quelle che sono le sue garanzie. Ovviamente la fase difensiva comunque la si fa in una certa maniera, si rischia poco, ovviamente essendo più propositivi qualcosa devi anche lasciare, e devo dirti che fino ad oggi questo ci ha pagato nelle ultime 2 gare, però ovviamente in questa partita ho detto soddisfatto per il risultato, ma dal punto di vista della qualità del gioco, del palleggio, perché ce l'hanno nelle loro corde. Rispetto all'avversario doveva essere fatto qualcosa di diverso, con molta più lucidità, con un po' più di manovra, con dei tempi di gioco in più, e sfruttare al meglio con più incisività anche di 1 contro 1 i passaggi chiave e anche gli ultimi passaggi che potevano portare anche a qualche gol in più. E questo è solo da lavorare, migliorare, e ripeto, i risultati ti portano magari anche a poter lavorare con un po' più di tranquillità. Sulla lettura della scelta da parte loro durante la gara è un qualcosa che ovviamente non puoi acquisire da un giorno all'altro, da una settimana all'altra. Quando comunque provi ad avere alcune situazioni, alcune giocate già prestabilite, quindi devi provarle e riprovarle, però devi anche cercarle in qualsiasi modo. Su questo è un qualcosa che ancora non siamo sulla strada giusta, perché dovremmo provarle molto di più, con molto più coraggio, in situazioni diverse, per poi andare a valutare se è caso o meno. Però intanto devi provarle, cioè devi cercarle di fare, se no non capisci se poi riescono o meno. Quindi questa è una cosa che anche a loro chiedo,
ecco, di ricercare molto di più quello che sono le nostre idee. Dobbiamo parlare del Licata, indirettamente parlando di Pippo Romano, no? Che ha fatto sicuramente un campionato bellissimo negli anni, tantissimi campionati bellissimi negli anni, proprio in questa bella realtà di Licata. Voi da giocatori come avete visto questo esonero di Romano? Perché tra di voi parlate, diciamolo pure, no? Lo avete conosciuto. Ed è stata una cosa che ha un po' spiazzato tutto l'ambiente, perché un allenatore che arriva a Messina dove non c'è nulla, insieme a Martello costruiscono una squadra, fanno punti su punti, lascia questo Messina in una posizione in classifica impensabile e viene esonerato. O siamo noi che non capiamo niente di calcio, o forse c'è qualcuno che è convinto di capirne e invece non è così. I misteri del calcio. I misteri del calcio. Forse non siamo... Voi che pensiero vi siete posti quando è arrivato l'esonero di Romano? Soprattutto tu che vivi a Licata. Ci saremmo aspettati tutto, ma tranne che l'esonero del mister Romano, anche perché appunto, come dici bene tu, quando sono arrivati loro erano stati etichettati come pazzi. Il mister, il direttore, folli. Arrivano a Messina, non c'era niente, sono partiti e a una settimana c'è stata la prima partita di campionato, sì, senza una squadra, senza una società, e quindi ha sbagliato il mister forse una partita, la sconfitta con l'Athletic, ma ci può pure stare, non è mai giustificabile un esonero quando tu prendi una squadra dal niente e senza la penalizzazione. Messina forse era a ridosso delle prime, playoff. Certo. La cosa che mi fa pensare è magari con la nuova società magari volevano portare un allenatore scelto da loro. L'unica spiegazione ci potrebbe che anche stare, però voglio dire, in questo momento non in c'è una meritocrazia situazione così, però. Infatti, no, la meritocrazia non credo proprio che ce li sia in questo calcio. Guardiamo invece adesso il servizio sul pareggio tra Reggina e Savoia, è finita 1-1. Sentiamo la voce di mister Torrisi. Ma io penso che la squadra abbia dimostrato un grande approccio alla gara, anche a livello mentale. Purtroppo poi il gol preso evidentemente, ed secondo me anche una conseguenza logica, ci ha un po' disarmato a livello mentale, perché aveva preso un gol su un episodio dove c'è stato un errore di una lettura su una marcatura di un individuale, e da lì il Savoia si è costruito la prestazione. Noi abbiamo avuto un quarto d'ora, secondo me 15-18 minuti, dove abbiamo perso un po' di lucidità, di maturità su come dovevamo gestire la gara, ma ci può anche stare, perché poi in tutto questo risalta anche Di Grazia, che si fa male, devi fare un cambio a freddo, devi mettere l'one riscaldato, quindi ci sta un quarto d'ora, 20 minuti di poca lucidità, però penso che poi la squadra, soprattutto sia sul fine del primo tempo e sia nel secondo tempo, ha dimostrato maturità, perché ha ripreso a palleggiare, a giocare, a impostare, a creare, ad invadere la metà campo avversaria con tanti uomini, e abbiamo anche dominato il Savoia per lunghi tratti della gara. Un gol preso con un errore che purtroppo abbiamo fatto noi, ripeto, e il conseguente anche infortunio di Andrea. Penso che in questi 15 minuti c'è tanto di questo, per cui la Reggina non ha potuto fare quello che ha di solito fatto. Un applauso alla tribuna centrale, che oggi ha spinto veramente tanto, ci ha dato una grande mano, la curva con la coreografia e incitandoci per 95 minuti, anche quando siamo andati sotto, ha dimostrato ancora una volta il valore aggiunto di questa squadra, e questo sta a significare che la Reggina non può e non deve stare assolutissimamente in questa categoria. Se la gente è venuta al campo e soprattutto allo stadio, scusate, e ci ha anche applaudito a fine partita, vuol dire che ha apprezzato quello che ha fatto la squadra. Io ne ero più che certo che l'avremmo ripresa la partita. Ho detto ai ragazzi a fine primo tempo di stare sereni e spensierati, dovevamo soltanto avere un grande approccio nell'inizio del secondo tempo e continuare per come abbiamo finito il primo. L'abbiamo fatto e abbiamo messo, penso, sotto un avversario importante. Su Ferraro aveva speso tanto a livello fisico ed era pronto il cambio di guida che, come da prassi, doveva entrare. Nell'economia della gara penso che oggi
ripeto, escluso 15-18 minuti, si è vista ancora una volta una grande regina, soprattutto sul piano della personalità e della maturità, perché, ripeto, andare sotto con una squadra del genere, perdere di grazia, fare un cambio a freddo, ti salti il piano gara e la squadra, nonostante ciò ha reagito, è stata sul pezzo, non ha mollato e l'ha ripresa, questo è un segnale di forza secondo me. Che bella regina che insomma ultimamente stiamo vedendo, Benny, una regina determinata, sempre sul pezzo, imbattuta da moltissime gare. Ci sta il pareggio contro una diretta inseguitrice, un Savoia che comunque va a Reggio, va in vantaggio e quindi anche dal punto di vista mentale la squadra ha dovuto vincerla 2 volte la partita, no? Sì, ma la regina viene da tantissime vittorie. Sì. Questo pareggio interrompe una serie di vittorie, non so quanto, forse 8, Se non sbaglio 9. 8 o 9. Quindi ci può stare, ma nonostante le difficoltà è riuscita ad agguantare anche un punto che è stato importante, perché se avesse perso questa partita magari si sarebbe un po' allontanata, avrebbe dato vantaggio al Savoia, quindi riprendere una partita che si era messa male è stato importante però per tenere appunto ancora vivo il sogno promozione. Assolutamente, assolutamente. Un sogno promozione che forse sta un po' svanendo a Caltanissetta. Nel frattempo vediamo le immagini di questa vittoria un po' risicata che permette di tenere sempre altissima in classifica la squadra di Gaetano, però è anche vero che un po' di sofferenza c'è. Che ne pensi? Sì, la Nissa, diciamo che nella costruzione della squadra si pensava che dovesse fare un campionato a parte, poi hanno avuto delle difficoltà. Adesso da quando è arrivato anche il mister Di Gaetano un po' stanno avendo, diciamo, un po' più di continuità rispetto all'allenatore precedente, però ci si aspetta qualcosa in più dalla Nissa visto la cosa che ha. Visto anche il budget che il presidente Luca Giovannoni ha speso, no? Perché poi bisogna guardare anche il portafoglio, no? Cioè tu spendi tanto perché speri veramente di portarti a casa una vittoria finale della stagione. Sì, non hanno badato a spese quest'anno a Caltanissetta, È vero. non si sono fatti mancare niente, anche l'esonero dell'allenatore, tanti giocatori importanti, forse alcuni anche con 2 o 3 anni di contratto, Certo. quindi Possono giocare più sereni, no? Sapendo che hai un contratto un po' più lungo di un anno. sì, però quando tu prendi gente che è abituata a vincere e poi magari non arrivano all'obiettivo, sì, ok, sei coperto dal contratto, però se tu vai a Caltanissetta per vincere e poi non vinci, ti rimane ovviamente solo il contratto che sì, diciamo una bella... Ti aiuta, però è anche vero, non ti fa stare sereno al 100%, no? Sì, diciamo che se la Nissa quest'anno non vince il campionato, secondo me possiamo parlare di un mezzo Fallimento. delusione. Delusione, ecco la parola più esatta, fallimento non penso perché comunque è stata sempre comunque nelle zone altissime della classifica. Voglio voltare pagina perché dobbiamo chiudere la Serie D con 2 partite, la prima Sambiase Vigor Lamezia 1-0, Sambiase che comunque sino a qualche settimana fa stava dando filo da torcere soprattutto alle squadre di testa, l'anno scorso rivelazione con Morelli, allenatore attuale del Città di Aciriale, è un Sambiase che può diventare anche una piccola mina vagante, anche se adesso insomma questa sconfitta interna forse pregiudica la positività del suo percorso. Ma il Sambiase ha una continuità di l'anno scorso, nel senso l'anno scorso hanno fatto i playoff, Sì, quest'anno rivelazione assoluta. sì, perché avevano mantenuto il blocco del campionato precedente dell'eccellenza che avevano vinto. C'era anche il bomber Ferraro che adesso sì, è a Reggio. c'era entusiasmo l'anno scorso, poi domenica vedendo anche le immagini c'era lo stadio pieno perché era un derby sentitissimo, sono lo stesso paese, diciamo, Lamezia, Sambiase. È vicino infatti. Sì, e Lamezia invece con questa vittoria diciamo si è un po' rifiato un po'. Sì, io ho un ex compagno nella Lamezia, Maimone, sì? sono contento per questa vittoria perché è un ragazzo che ci tiene e sentivano tanto questa partita. Bene, bene. E chiudiamo con il Città di Gela che invece vince un derby un po' siciliano contro la San Cataldese 2-0. Non so decifrare questa stagione del Città di Gela perché comunque i suoi oltre 30 punti ce li ha in classifica, quindi diciamo che non dovrebbero esserci problemi sulla permanenza in Serie D. Forse sperava qualcosa di più il pubblico, il tifoso,
però io parto dall'idea che lo scorso anno erano in eccellenza, anche loro hanno la necessità, dirigenza e tifoseria, di assestarsi almeno un anno e non pretendere immediatamente forse una posizione altissima in classifica. Diciamo che il Gela forse ha cambiato obiettivo strada facendo, perché all'inizio dalla costruzione della rosa si Erano quelli gli pensava obiettivi? a un campionato di vertice importante. Però poi hanno fatto i conti con altre realtà. Poi appunto strada facendo hanno capito un po' che dovevano, diciamo, assestarsi nel campionato e hanno rivalutato alcune scelte. Adesso stanno facendo un campionato tranquillo, in linea penso con i loro obiettivi, un campionato appunto normale per poi magari provare Puntare in la futuro. prossima stagione, chiaro. Sì. Mentre invece la San Cataldese con questa sconfitta si mantiene leggermente a galla, però qualche punto esterno va fatto, no? Perché poi insomma la politica dei punti conquistati a fine stagione è pesante, soprattutto se questi punti li hai fatti fuori casa. Sì. Diciamo che però la San Cataldese è abituata a fare questi tipi di Sì, è vero. campionati, quindi sa navigare in queste posizioni È di classifica abituata, è e abituata. riesce sempre ad uscirne a galla. Anche perché hanno un bel pubblico, hanno un bel seguito. San Cataldo ci sta in Serie D, voglio dire, Sì, no? poi è anche ben seguita, c'è uno zoccolo duro di tifosi Sì. che sono sempre, vanno ovunque, seguono sempre la Ovunque, squadra, ovunque. hanno una tradizione anche loro importante, È lo vero. sentono il calcio. È vero, è vero. Beh, vedremo quello che succederà anche a partire dalle prossime settimane, con alcuni scontri che possono anche decidere probabilmente sia la griglia playoff per quel che può valere, ma soprattutto la testa di questo girone I del campionato di Serie D. Ci dobbiamo fermare, abbiamo la pubblicità e poi subito dopo parleremo dei due gironi del campionato di eccellenza. A tra poco.
Eccoci rientrati, siete con Penalty, come al solito lo spazio dedicato interamente al calcio dilettantistico siciliano, in onda il mercoledì alle 15:30 per parlare di Serie D e di eccellenza sul canale 19 di TVM Palermo, ma questa puntata la potete anche rivedere sul canale 15 di 7 Gold a partire dalle 19:20. Ne approfitto per ricordare anche l'appuntamento di domani quando parleremo di promozione alle 21 sul canale sempre di TVM Palermo, canale 19. Adesso è lo spazio del campionato di eccellenza, partiamo con il girone A. Girone A, ancora una volta una domenica che spiazza soprattutto con qualche risultato a sorpresa. Quinta giornata, Castellammare che perde in casa contro l'Unitas Sciacca, pareggio tra Montelepre e Camarat, così come pareggiano 90-011 Bagheria Calcio nel derby tutto palermitano. Castelvetrano che vince 2-1 contro il CUS Palermo, Città di San Vitolo Capo 1-0 contro la Palmonval, pareggio tra Licata Calcio e Partinica Audace, vittoria del Marsala 2-0 contro la Don Carlo Missilmeri ed infine il San Giorgio Piana che vince 3-0 contro l'Accademia Trapani. Guardiamola questa classifica, anche se sappiamo benissimo che in questo momento il Licata è solitario in vetta con notevoli punti di vantaggio. Prima in classifica il Licata con 47, con 39 Marsala e Città di San Vitolo Capo, 36 per il Partinica Audace, 35 Unitas Sciacca, con 34 il Camarat, 31 punti Don Carlo Misilmeri, 30 punti San Giorgio Piana, 28 Castellammare, 27 90-011 Bagheria e Bagheria Calcio, 22 Montelepre, 16 punti Accademia Trapani, con 13 la Parmonval, 9 punti Folgore Castelvetrano ed infine ultima in classifica il CUS Palermo con 8 punti. Partinica Audace che come tutti ben sanno deve recuperare una partita. È una classifica che in questo momento vi vede al primo posto, ne abbiamo già parlato all'inizio della stagione, ma tutte le altre comunque secondo me non mollano, soprattutto perché non vogliono perdere posizioni per la griglia playoff, che è sempre molto importante, no? Sì, certo, magari qualificandoti da secondo, da terzo fai... Non ci sono più 10 punti per fortuna. No, si giocheranno anche con un margine di... ulteriore dai 10 punti, sì, è vero. Sì. E certo, se riesci ad arrivare magari secondo, ti riesci a fare due partite Hai due partite su tre, certo, chiaro. È importante, vedi anche tipo in Marsala con un pubblico importante, è vero, se non riesci più a raggiungere la vetta magari cerchi di arrivare secondo per poterti fare i playoff in casa. Può partire la goal collection proprio riguardante il girone A e partiamo da questo Sciacca che vince volendo 2-1 contro il Castellammare, che all'inizio della stagione sembrava veramente insomma dire la sua. Ha messo in difficoltà parecchie squadre, no? Questo Castellammare, probabilmente questa è la sua dimensione, una stagione interlocutoria, metà classifica ci può pure stare, no? Sì, ma penso che l'obiettivo del Castellammare era appunto quello di fare un campionato tranquillo. Hanno avuto questo esploit iniziale che per le prime giornate erano primi in classifica. Sì, è vero. Però penso che l'obiettivo è sempre stato quello di fare un campionato tranquillo e di mantenere la categoria. E questa Unitas Sciacca che adesso sarà impegnata in un doppio confronto, ci sarà anche la Coppa, può incidere questa cosa secondo te anche poi alla lunga sul campionato dell'Unitas Sciacca? Sì, alla lunga ti potrà togliere delle energie, ma come già magari sarà stato in questo periodo, magari avranno lasciato qualcosa in campionato perché le fatiche della Coppa, giocare ogni 3 giorni, vuoi o non vuoi in queste categorie ti toglie delle energie. È pesante. Anche perché adesso la Serie D, se vinci la Coppa Italia Nazionale, ti permette di fare il salto di categoria. Quindi... Diciamo che la ciambella con il buco non riesce sempre, il Paternò fece un grandissimo miracolo, lo scorso anno la squadra dello Sciacca perse anche la possibilità a Barletta e poi insomma si smarrì anche per quanto riguarda il campionato, quindi poi alla fine bisogna fare anche delle scelte oculate, no? Sapere se poi andare veramente avanti in Coppa con un dispendio di energie e puntare solo sulla Coppa, perché come hai detto bene tu le energie sono considerevoli, si rischia poi di sballare entrambi gli obiettivi, no? Io penso che a Sciacca staranno facendo i conti, sicuramente, capire cosa conviene. Bruculeri è uno tosto che conosce bene il mondo del calcio, quindi saprà valutare bene quali sono gli obiettivi cosa effettivi. Fare, dedicarsi più sul campionato, sulla Coppa. È vero. Una battuta sul Marsala e poi parliamo del girone B. Marsala con l'arrivo di Ignoffo ha dichiaratamente detto noi siamo ancora a galla,
puntiamo al primo posto, anche se insomma la distanza è considerevole, forse bisognerebbe pensare a guadagnare intanto una buona posizione nei playoff, poi se riesce a prendere il Licata, buon per loro, un po' male per il Licata. È giusto che fino a quando non c'è la matematica, Chiaro. e poi ancora manca un terzo di campionato, mancano 10 partite, ancora è lunga. E voi tra giusto l'altro che non vi sentite neanche in questo momento assoluti padroni del girone. Assolutamente, L'umiltà aiuta. assolutamente no, abbiamo una squadra di Volponi, sappiamo che ancora ce n'è partite da giocare, quindi non ci sentiamo per niente vinti. I conti si faranno alla fine, quindi è giusto che tutte le squadre che stanno dietro ci provino e ci credino. Occhio alla città di San Vito Lo Capo e questo Partini Caudace per chiudere? Ma noi intanto guardiamo il nostro cammino, poi affronteremo ogni partita come se fosse l'ultima. Noi non guardiamo se giochiamo col San Vito, se giochiamo col CUS, guardiamo ogni partita come se fosse l'ultima, perché quando devi giocare per vincere non puoi fare tanti calcoli, devi andare ogni domenica in qualsiasi campo a provare a vincere. È vero, anche perché il campionato di eccellenza veramente poi si definisce nella parte finale, nelle ultime 4-5 partite, dove ci sono quelli che si devono salvare, quelli che vogliono i playoff, quelli che ancora tentano di vincerlo il girone, quindi è veramente tutto un terno all'otto, ancora veramente tutto aperto, anche se 8 punti sono tanti. Ma sappiamo che già non solo le ultime 4 partite si deciderà tutto, ma sappiamo che il girone di ritorno non è una frase fatta, ma lo stiamo vedendo. È un altro campionato. Inizia veramente un altro campionato, perché i punti diventano più pesanti, perché ci sono gli obiettivi da raggiungere, non puoi più aspettare, non puoi aspettare di vedere poi. No, le partite del ritorno si sa che sono le più difficili, quindi adesso le più interminabili, perché all'ultimo può succedere di tutto anche nella stessa partita. Adesso entriamo nella fase veramente cruciale del campionato, dove l'esperienza potrebbe sicuramente fare il suo corso giusto. Sì, ma come l'esperienza, come la forza del gruppo, delle società che magari non mollano, sì, che mantengono gli impegni, quindi adesso si fa veramente bella la parte di campionato, entriamo nell'ultimo terzo di campionato. Vedremo quello che succederà, una frase fatta, però credo che ci sta ad hoc. Voltiamo pagina e parliamo adesso del girone B. Anche qui si è giocata la quinta giornata di ritorno, questa è la schermata dei risultati, con il pareggio tra Messana e Niscemi FC, la vittoria del Gioiosa un po' inaspettata contro il Calcio Avola 1949, vince anche a sorpresa la Leonzio 1908 contro il Vittoria, pareggio tra Leonfortese e Nebros, Mazzarone Calcio batte Atletico Catania 94 Via Grande 2-0, vince ancora una volta il Modica 1-0 contro il Melilli, pareggio tra San Fratello, Acquedolcese e Rosmarino, ed infine il Palazzolo che vince uno scontro diretto per la salvezza contro il Giarre 3-1. Guardiamo la classifica, dove ancora una volta questo Modica conferma di fare veramente un campionato a sé, 15 punti di vantaggio nei confronti del Messana, che in questo momento occupa la seconda posizione con 40 punti, 39 Calcio Avola 49, con 38 il Vittoria, 33 la Leonzio, 32 Atletico Catania 94 Via Grande, 30 punti per il Mazzarone, 27 per il Niscemi ed il Gioiosa, 22 per il Melilli, con 19 la Nebros, 18 punti per il Giarre, con 17 San Fratello Acquedolcese, 16 punti il Palazzolo insieme al Rosmarino, ultima in classifica la Leonfortese con 10 punti. Prima di parlare anche in modo specifico di questo girone, guardiamoci il servizio, la vittoria ennesima del Modica 1-0 contro il Melilli. Attenzione, una squadra che nelle ultime settimane aveva dato fastidio a parecchie squadre. Vittoria per la squadra di Filippo Raciti, che adesso porta a 15 punti di distacco il suo bottino nei confronti della seconda in classifica. Il Modica continua a macinare record ed oggi con il Melilli è arrivata la 17ª vittoria consecutiva grazie al quinto 1-0 stagionale, il terzo nelle ultime 5 gare, che sottolinea tutta la concretezza degli uomini di Filippo Raciti.
17 vittorie significa aver pareggiato il record dell'Icata. Domenica Gliaca di Piraino, l'occasione per mettersi davanti a tutti e scrivere la storia ancora di più. Al 9° minuto la B&B del Modica si è già messa in moto, finta di Bonanno che smarca Belluso, pronto il tiro del numero 10 che trova i pugni di Barbagallo sulla strada del gol. La risposta degli ospiti non si fa attendere. All'11° Sangaré sbaglia il tempo di uscita su Leonardi che serve Catania, il cui diagonale finisce non lontano dal palo alla sinistra di... Al 37° l'episodio che indirizza il match, punizione per il Modica, il portiere Romano vuole battere così come Capitan Valenza, ma Bonanno è sicuro, allontana i compagni di squadra e posiziona con cura il pallone. Il suo sinistro è magico, palla all'incrocio e Modica in vantaggio. 11ª gioia in campionato per Tommaso Bonanno, emblematico dello spirito del gruppo, che il primo ad abbracciarlo sia proprio Aleco Romano. Nella ripresa al 6° splendida combinazione Belluso-Bonanno con tiro centrale di quest'ultimo parato da Barbagallo. Al 9° si mette in proprio Belluso, splendida l'azione del numero 10 che salta 2 avversari, viene rimpallato, Rabona per servire Bonanno, palla ancora ribattuta, tiro d'esterno e palo esterno. Anche se manca quasi mezz'ora alla fine, compreso il recupero, non succede più praticamente nulla. Il Modica dimostra di saper vincere in tutti i modi. Non è ancora tempo di alzare le mani dal manubrio sotto il traguardo, ma per quanto il ciclista in maglia rossoblù si giri a guardare alle sue spalle, non c'è proprio traccia degli inseguitori. Inseguitori che debbono pensare soltanto a trovare una buona posizione nei playoff. Ormai il campionato credo che sia deciso nel girone A, me lo confermi Benny? Sì, quando hai 15 punti di vantaggio sulla seconda e hai un ritmo del genere, non prendiamoci in giro, il Modica sta facendo un campionato a parte. Tra l'altro 15 punti che hanno permesso veramente alla squadra di Filippo di stabilire record su record, e le altre squadre su tutti questo calcio Avola 1949 che era partito bene, credevo che potesse insomma cercare di rosicare punti a questo Modica. Poi alla fine ha mollando tra l'altro anche la seconda posizione in classifica nei confronti di questo Messana che invece zitto zitto, domenica su domenica, punto su punto, ha conquistato in questo momento la migliore posizione nei playoff. Io aggiungerei anche il Vittoria. Il Vittoria, che purtroppo ha perso però. Era partito pure per fare un campionato, sì, per contendere la promozione armodica, e invece strada facendo un po' si è persa, anche loro hanno avuto cambio di allenatore, un po' di via vai tra giocatori, e quindi questo magari... non fa bene alla squadra, penso che no, alla lunga qualcosa l'equilibrio di un allenatore che inizia la stagione e possibilmente la chiude è probabilmente la migliore formula per fare i risultati. Io penso che adesso, togliendo il Modica, si giocherà un campionato a parte per raggiungere appunto la migliore posizione in classifica, per giocarsi. E in questo momento la tua posizione vede in questo momento più la Messana o il calcio Avola che può recuperare la posizione persa? Invece dico che il Vittoria potrebbe arrivare secondo, perché magari conosco più giocatori nel Vittoria e sono un po' più abituati a fare campionati importanti, è vero. E poi hanno anche speso un bel budget a Vittoria, quindi penso che adesso il loro obiettivo è quello di arrivare almeno secondi per provare dalla porta secondaria ad arrivare. Però è anche vero che la solita porta secondaria verso i playoff nazionali è sempre un punto interrogativo, non sai mai chi incontri, come lo incontri e come ci arrivi poi soprattutto, no? Certo, non è facile, però il Gerardi l'anno scorso insegna che sì, nonostante tanti soldi spesi non hanno vinto il campionato, però sono andati in D facendo una cavalcata importante nei playoff. Il pomeriggio magico di Savasta, no? Che insomma sì, fece quei gol decisivi proprio nella partita di ritorno dei playoff. Fino al 75esimo stavano 0-0, sì, e dovevano ribaltare appunto, se non sbaglio, un 2-0, un 3-0. Il calcio è questo, è bello per questo, credo, no? Crederci fino alla fine. Beh, voi di questi problemi, e chiudiamo, non ne avete, perché insomma credo che magari in società si può pensare di programmare tutto per la prossima stagione, una Serie D dove ti ritroveranno protagonista come lo sei stato negli anni passati. Questa squadra ha bisogno di qualche aggiustamento anche in prospettiva Serie D, oppure questa ossatura anche a te piace? Vabbè, una squadra che vince e che vince bene la vorresti riconfermare in blocco, poi magari ci sono anche gli obiettivi personali, ragazzi che magari preferiscono fare
una categoria inferiore per comodità, per obiettivi. Sì. Che è chiaro che magari Licata, sperando che tutto vada bene, il prossimo anno si ritrova in Serie D, magari farà un campionato tranquillo, o magari, se proprio la vogliamo dire tutta, farà un campionato anche da playoff. Magari ci sono ragazzi che preferiscono stare in eccellenza e vincere, che magari fare un campionato normale in Serie D. Succede. Noi intanto ti auguriamo il buon proseguo della stagione, manca pochissimo ormai per festeggiare, anche se appunto mancano quelle domeniche importanti per chiudere un po' tutto il girone di ritorno. Un in bocca al lupo per la tua carriera da capitano di questo Licata che sogna una Serie D in grande, e chissà, magari può assaporare una Lega Pro da cui manca forse da troppo tempo. Tu adesso ti sei trasferita a Licata e sai benissimo che ancora molti tifosi parlano di quel miracolo di Romano e compagnia. E io certe volte passo delle giornate intere a parlare con persone magari un po' più grandi e ascolto i ricordi. Era bello quel Licata in Serie B, mi ricordo che le persone mi dicono sempre stadio pieno, venivano dai paesi vicini, c'era anche, diciamo, un paese ricco e pieno. Sì. Adesso un po' Licata magari si è svuotata, ma come tanti paesi siciliani. Svuotarono una primavera del Palermo e costruirono questo miracolo del Licata con Modica, Miranda, Romano, Tarantino, insomma La Rose, il centravanti mitico La Rose. Insomma, fu veramente un Licata che ci fece sognare, e credo che comunque questo gruppo farà sognare almeno per questa stagione sicuramente tutti i tifosi licatesi. Ma io me lo auguro e spero di regare di nuovo alla città la Serie D che abbiamo perso l'anno scorso. Speriamo che va tutto, perché Licata non merita di stare in eccellenza. Buon continuo di stagione. Grazie a voi e grazie mille per l'invito. Grazie dunque al capitano del Licata Calcio, Benny Calaiò, ospite nella puntata odierna di Penalty, che si chiude qui. Noi vi diamo appuntamento domani alle 21 per parlare di promozione di prima categoria a partire dalle 21 appunto sul canale 19 di TVM Palermo. Questa puntata stasera la potete anche rivedere sul canale 15 di 7 Gold. Un abbraccio a tutti voi, appuntamento a domani.